ritrovate ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura una tragedia a Licata in provincia di Agrigento, dove una donna di 68 anni è deceduta a seguito di una scarica elettrica. La vittima è stata ritrovata priva di vita all'interno della sua abitazione di Corso Italia. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che la donna di origine marocchina si trovasse sotto la doccia quando sarebbe stata raggiunta da una scarica elettrica, probabilmente a causa di una dispersione di energia dallo scaldabagno, morendo folgorata. I funerali delle donne uccise una settimana fa a Riposto da Salvatore Lamotta, Melina Marino e Santa Castorina si terranno oggi e domani. La celebrazione per Santa Castorina di 49 anni è prevista per domani mattina alle ore 10:30 nella chiesa Santi Apostoli di Riposto, mentre l'ultimo saluto a Melina Marino è atteso per il pomeriggio di oggi alle ore 15:30 nella chiesa Maria Santissima del Carmelo, sempre del comune del Catanese. Sui corpi è stata già effettuata l'autopsia e le famiglie potranno ora raccogliersi in preghiera e salutare le vittime. Ancora sbarchi a Lampedusa, dove sono giunti 472 migranti a bordo di 8 piccole imbarcazioni. Ieri sono arrivati altri 925 extracomunitari. Attualmente nell'hotspot ci sono quasi 2800 persone, ma solo poco meno di 400 sono i posti disponibili. Per cercare di far fronte all'emergenza, la prefettura di Agrigento, in collaborazione con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 440 migranti ospiti della struttura per questa mattina. In Sicilia entro il 2025 verranno realizzati 44 progetti di edilizia scolastica utilizzando i fondi del PNRR che ammontano a oltre 91 milioni di euro. La Regione siciliana ha presentato una lista di interventi, sono stati esaminati 78 progetti per le scuole siciliane, 44 di questi soddisfano i requisiti e possono essere avviati. Gli interventi riguarderanno 6 province siciliane. Questa era l'ultima notizia, nuovi aggiornamenti nel TG Flash delle 14. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.